Ben diverse le immagini della cerimonia odierna per la commemorazione del 25 aprile da quelle pubblicate lo scorso anno, ancora in periodo di pandemia. Lo scorso anno il vuoto, pochissimi presenti e un'atmosfera pesante sovrastata dal Covid. Quest'anno la bella giornata e la festa, unita alla giornata di ieri, domenica, ha fatto sì che la giornata fosse gremita di gente. Il sindaco è potuto essere presente per una buona parte della cerimonia, dovendosi poi assentare per motivi istituzionali. La banda cittadina ha contribuito a rendere ancora più festosa la mattinata, scaldata da un sole quasi estivo. L'alzabandiera è stato avvolto dal rispettoso silenzio del pubblico mentre suonava la tromba, come rispettoso è stato il momento in cui è stata consegnata la corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti. Una bella cerimonia che si è poi conclusa spargendo la folla tra di Veta Merlin, dove è stata posizionata una corona d'alloro alla targa della partigiana Utila Montipugno, e la loggia dei Bandi. È stata organizzata una staffetta da Arzignano a Chioggia per sensibilizzare sul risanamento del Fratta Gorzone. Oggi veniva percorso l'ultimo tratto da Anguillara a Chioggia. L'iniziativa era aperta al pubblico e finalizzata a sensibilizzare i territori attraversati dal corso d'acqua, partendo appunto da Arzignano, passando per Cologna Veneta, Megliadino San Vitale e infine Anguillara e appunto Chioggia. La staffetta è stata un percorso a piedi sugli argini, secondo un programma predisposto, al quale i cittadini avrebbero potuto partecipare percorrendo anche solo dei tratti parziali. Data l'importanza che il Fratta Gorzone rivesta nel territorio e la necessità di stimolare concrete e fattibili azioni per il suo risanamento, si chiedeva la massima partecipazione. A quanto afferma Federico Resler, sembrerebbe che il presidente dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Gianfranco Pagliarulo, abbia fatto alcune esternazioni sia negli ultimi tempi che in tempi recenti in cui si può denotare un sentore anti-occidentale in odore di filoputinismo che sta minando la credibilità dell'associazione e che sta andando in una direzione diversa dallo scopo per cui la stessa associazione è nata, cioè tutelare la memoria della resistenza italiana. Come ricorda Resler, altre associazioni continuano però a lavorare in tal senso. La FIAP, Federazione Italiana Associazioni Partigiane, che attraverso un'intensa attività su tutto il territorio nazionale, fatta di convegni, seminari, percorsi didattici, mostre, ricerche e pubblicazioni, mantiene in vita i valori della resistenza e dell'antifascismo, e la FIVL, Federazione Italiana Volontari della Libertà, che si prefigge invece lo scopo di preservare la memoria delle formazioni autonome, come la Brigata Osoppo in Friuli e le Fiamme Verdi in Lombardia, che durante la lotta partigiana aggregarono combattenti cattolici, liberali, apartitici e militari del Regio e Esercito. Il giorno 29 aprile, il prossimo venerdì, presso l'Auditorium San Nicolò di Chioggia, si terrà la consegna del premio Clodiense dell'anno 2021, nonché il conferimento di 5 attestati di benemerenza Clodiense dell'anno 2021. Lo scorso anno il premio è andato al tecnico della nazionale italiana Marco Scarpa, match analyst all'interno del team che ha accompagnato la squadra italiana di calcio alla vittoria dei campionati europei. Quest'anno in un totto scommesse sono girati vari nomi, maschili e femminili, e quindi varie motivazioni. Attendiamo il prossimo venerdì per sapere a chi toccherà l'ambito premio.
Il Veneto è da un anno la prima regione in Italia per l'utilizzo dei farmaci monoclonali utilizzati per combattere precocemente contro il Covid. Come afferma il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il Veneto è stata la prima regione a credere in questo farmaco quando ancora erano in molti ad avere dubbi e perplessità. Ora, dopo che si è appurato che la loro efficacia non è più in discussione, il Veneto continua ad essere la prima regione nel loro utilizzo. Scienziati e clinici ci hanno visto giusto. Questo è quanto si evince dall'ultimo report dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, proprio sull'utilizzo dei farmaci monoclonali in Italia. Dal marzo scorso in tutta Italia sono stati trattati con i farmaci monoclonali poco meno di 58.000 pazienti. In Veneto sono stati 9.382 i malati per i quali sono stati utilizzati questi farmaci, con risultati lusinghieri su persone ad alto rischio di ospedalizzazione in una fase precoce della malattia. Da anni combattiamo contro questo virus, conclude Zaia, e ora che abbiamo imparato molto delle sue subdole insidie, possiamo guardare con soddisfazione alla scoperta di quanto fossero utili i monoclonali. La MSC Sinfonia ha ripreso il largo ieri sera attorno alle 20:35 dopo l'avaria che l'ha tenuta bloccata nel porto di Venezia, ritardandone la partenza rispetto all'ora prevista, alle 16:30 di sabato 23. Sabato mattina, verso le 7, la nave era entrata in porto, ma al momento della partenza un motore ha avuto un problema. Solo nella mattina di ieri i tecnici addetti hanno potuto salire a bordo e sostituire i pezzi non funzionanti con quelli sostitutivi, risolvendo il problema nel pomeriggio. Ieri mattina l'attracco occupato ancora dalla MSC Sinfonia doveva essere a disposizione della MSC Armonia. La nave in avaria ha quindi cambiato la posizione d'ormeggio sotto la supervisione della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Venezia e grazie ai servizi tecnico-nautici del porto stesso. La Capitaneria di Porto ha poi verificato tutte le attività di ripristino delle funzionalità della nave. I crocieristi si sono quindi goduti una giornata extra a Venezia, mentre la sera la nave ha ripreso il largo dirigendosi in Grecia.